Intanto salve a tutti, io lavoro al Centro Veneto Acque Marine Lagunari dell'ARPA, che si occupa di tutela del mare, sia da un punto di vista sanitario, per cui da un punto di vista di acque di balneazione, sia da un punto di vista ambientale come classificazione delle acque. Mi lego un po' a quello che dicevi sul fatto che intanto dal 99 ARPA fa i controlli per conto della regione sulle acque di balneazione. La regione ogni anno delimita quelle che sono le acque di balneazione e le acque di non balneazione. Per cui le acque che vengono controllate durante la stagione balneare per i parametri, Escherichia coli e Enterococchi intestinali, e le acque dove non vengono fatti i controlli, o per motivi comunque non legati all'inquinamento, come può essere un'area portuale o come può essere una zona militare che chiaramente non è accessibile, oppure per motivi igienico-sanitari, che sono le foci dei fiumi. Infatti la politica della regione del Veneto è sempre quella di vietare la balneazione a priori sulle foci dei fiumi. E infatti noi abbiamo nell'area soprattutto del delta del Po una buona parte di costa che non è, che è vietata comunque alla balneazione, perché c'è tutta la parte della foce del Po di Tolle, la foce del Po di Lida, e che non viene controllata. E sul restanti punti, che sono 174 in Veneto, perché viene controllato sia mare che i laghi, di questi 95 sono controllati sulla costa marina, in cui per esempio qua a Chioggia sono 11 punti di controllo. Vengono regolarmente controllati secondo un calendario fisso e al superamento del limite in teoria, l'ARPA comunica al sindaco competente l'esito dell'analisi e il sindaco dovrebbe mettere un'ordinanza di divieto temporaneo. A quel punto poi è competenza sua l'emissione dell'ordinanza e la pubblicazione sulle cartellonistiche. Come la regione delibera quelle che sono le acque di balneazione con i limiti e con il punto di campionamento, e poi il sindaco del comune dovrebbe mettere le ordinanze comunali in cui delimita le aree e espone la apposita cartellonistica. Per cui giustamente questo è un problema che deve essere giustamente sollevato sul fatto che non viene esposta la cartellonistica. E nei 95 punti durante la stagione, che va dal 15 maggio al 15 settembre, i controlli vengono fatti regolarmente, con una frequenza fissa, un calendario fisso che viene pubblicato dal Ministero della Salute. Se c'è un superamento vengono fatti dei controlli aggiuntivi fino a ripristinarsi l'idoneità della balneazione e quindi bisogna darci la revoca di divieto dell'ordinanza. Questo però è quello che succede in stagione balneare, perché poi invece quella che è la classificazione alla fine dei controlli viene fatta su 4 anni di dati, cioè la stagione appena conclusa e le stagioni precedenti, e è quella che dà il risultato eccellente, buono, sufficiente, scarso, che serve per dare idoneità all'anno successivo. Noi per esempio nei 95 punti di controllo che abbiamo in mare la maggior parte sono tutti eccellenti, solamente 5 punti quest'anno erano buoni, che buoni è un ottimo risultato, nel senso che la legge prevederebbe che devono essere almeno di qualità sufficiente, quindi abbiamo superato e raggiunto il previsto dalla legge. E tutti quelli classificati da eccellente, sufficientemente buono sono comunque idonei per la stagione successiva. La regione, oltre a delimitare le acque di balneazione e balneazione, ha un piano di tutela delle acque che è lo strumento che ha la regione per tutelare i corpi idrici, in generale tra cui anche quello balneazione, dove per esempio prevede, sapendo che l'impatto, chiaramente la pressione che insiste maggiormente sul mare è quella dei fiumi, prevede che i depuratori, che sono a una distanza di 50 km dalla costa, durante la stagione balneare abbiano l'obbligo della disinfezione. E questa è una delle misure di gestione che la Regione Veneto ha applicato comunque a livello di popolazione. Poi è chiaro che negli eventi di velocità molto abbondante il carico fluviale aumenta, che è il motivo per cui poi la Regione ha le zone balneari. Quest'anno, sempre restando legati alla balneazione, per esempio noi non abbiamo avuto ancora nessun superamento sul punto di controllo, solo a maggio un punto verso la foce dell'Adige per un inquinamento di breve durata per 72 ore, poi era già stato riaperto. Per il resto non abbiamo avuto nessun problema. Sul fronte plastiche, ecco, oltre noi ai controlli di balneazione che sono sanitari, come dicevo l'ARPAV, il centro per cui io lavoro, fa campionamenti nella fascia più a largo di mare per la classificazione ambientale, per la direttiva sulla tutela, la direttiva acque e per la direttiva sulla strategia marina, che al di là del controllo su varie matrici, acqua, sedimenti, biota,
ha introdotto anche intanto ha esteso l'area di indagine fino a 12 miglia nautiche. Lì i campionamenti vengono fatti tutto l'anno, su tutte chiaramente l'area di mare, nel senso non ci sono aree che non sono controllate, e ha introdotto anche la ricerca delle microplastiche e dei rifiuti spiaggiati come uno dei temi innovativi. E lì per esempio noi riusciamo proprio a campionare fisicamente con una mappa e questo strumento di raccolta da cui si rileva che effettivamente la maggior parte delle microplastiche che si trovano sono legate alla frammentazione poi di quelle che sono le plastiche più grandi che troviamo in spiaggia, che quindi è il sacchetto di plastica, la plastica, il gioco di plastica, qualsiasi cosa sia, la cartina di caramelle, il cotton fioc di cui si parlava, sono uno dei problemi perché ancora la gente butta direttamente nei water i cotton fioc che non sono per loro natura e fisicità fermati dai depuratori e quindi arrivano poi alle spiagge. Nonché le sfere di microgranuli come filamenti, però in realtà la maggior parte che noi ritroviamo poi controllando i campioni al microscopio è proprio la frammentazione delle plastiche che vengono, come dicevi tu, poi mangiati chiaramente dagli organismi marini, entrano nella catena alimentare e adesso un sacco di studi sono in corso per vedere gli effetti che possono avere. Per cui sì, è uno degli argomenti ormai innovativi. I dati sono tutti mandati poi al Ministero dell'Ambiente che avrà cura di lavorarli e di emettere i risultati e dare poi delle misure di gestione in questo senso. Già stanno cominciando a dire che devono essere fatti con i fiocchi in materiale biodegradabile. E sull'informazione, poi ARPA grande peso dà all'informazione del dato, per cui per esempio il dato sulla bagnazione viene messo in tempo reale sul sito dell'ARPAV riportando sia il dato analitico proprio della singola analisi fatta sul singolo punto, sia viene riportato con una immagine visiva che è una bandierina di colore che cambia da blu a arancione a seconda che ci sia un divieto temporaneo o no sull'acqua di bagnazione. La stessa poi viene riportata anche in un'app, adesso è stata fatta un'app rinnovata di bagnazione per avere l'informazione chiaramente sul cellulare. E al comune vengono date le stesse informazioni dell'opportunità di poi mettere il link alla app, il link insomma, al sito per avere il dato. Anche i dati vengono inviati anche sul portale del Ministero della Salute, che lo stesso ha un'app del portale del Ministero, appunto nazionale e locale, e ha sempre sul sito ha una visione del dato anche lì in tempo reale. E credo che più o meno sia tutto summare quello che posso dire. Ottimo, tanto grazie. Il tema, come dire, come Legambiente noi